San Cipriano di Roncade, la strada presa di mira per l'ennesima volta dai ladri è sempre la stessa, via Longhin. Eccoli i malviventi in azione, riprese dalle telecamere interne di un casolare. L'orario segna le 18:33. Nel primo video si vede uno dei due scavalcare una finestra dopo aver rotto il chiavistello del balcone e aver forzato l'infisso. Nell'inquadratura entra una seconda persona, entrambi hanno in mano una torcia. Mentre uno gira tra le stanze del primo piano, l'altro apre i cassetti dei mobili nella sala da pranzo. Passano diversi minuti, i banditi travisati ricompaiono ripresi da un'altra telecamera installata sulle scale. Il primo a salire tiene una seconda torcia in bocca, dietro di lui il complice che nell'affrontare i gradini scivola a causa delle scarpe infangate. Mentre la coppia è in azione, a seguire i suoi movimenti i padroni di casa usciti appena un quarto d'ora prima che l'allarme entrasse in azione segnalando l'effrazione. Potrebbe essere stato proprio questo a mettere in fuga i due, come si vede nelle immagini mentre velocemente scendono le scale per scappare. Le telecamere sono partite in concomitanza con lo scatto dell'allarme e abbiamo potuto appunto vedere che effettivamente c'era qualcuno all'interno. E l'allarme li ha messi in fuga? Sì, esatto, infatti sono stati pochissimo proprio sia perché non hanno trovato nulla probabilmente, perché non abbiamo nulla, sia perché appunto c'era l'allarme che continuava a suonare. A quel punto Martina chiama i carabinieri che in pochi minuti arrivano sul posto, ma dei due banditi non c'è più traccia. Gli spostamenti dei malviventi erano già stati notati dai vicini. Siamo stati appunto contattati anche da dei vicini per dirci che avevano visto delle torce appunto nella nostra proprietà e insomma, però c'erano già i carabinieri quando purtroppo ci avevano chiamato insomma, per avvertirci. Dopo il colpo nell'abitazione di Martina, i due sono stati visti allontanarsi e, come segnalato anche sulla pagina Facebook di Furti in Corso, scavalcare i cancelli di altre abitazioni. Anche i carabinieri ci hanno informato che in altre abitazioni qui vicino, sempre in via Longhin, sono stati avvistati sempre, immagino, le stesse due persone. Un incubo senza fine per i residenti di via Longhin che da tempo si sono dotati di luci con sensori di movimento, sistemi d'allarme, telecamere che, come nel caso di Martina, hanno permesso di evitare che i ladri portassero a termine il loro piano.